Furti a raffica su taxi, acquei e imbarcazioni a Venezia. I tassisti e i proprietari non ne possono più, chiedono più sicurezza e maggiori controlli. Vorremmo che ci fosse magari un po' più di vigilanza, soprattutto nella zona qua di Piazzale Roma, perché di sera, non so se gliel'ha detto il mio collega, qua di sera dopo le 22 è il Bronx, c'è brutta gente che gira, c'è proprio brutta gente. Non bastavano i borseggiatori, ora a essere presi di mira sono anche i tassisti e proprietari di imbarcazioni. Sono passati 2 volte questa settimana praticamente, tutta a distanza 4-5 giorni. Hanno aperto i cassetti, hanno trafugato un po', non hanno rubato nulla perché non c'è niente da rubare, perché questa qui è aperta, c'è la chiave, c'è tutto su, quindi se aprono trovano aperto appunto per non fare malanni. Se trovano invece chiuso, allora c'è il rischio che troviamo anche tutto rotto, tutto trafugato, possono anche rompere. E poi le barche sono anche molto delicate, vedete, questa è in legno, quindi è molto facile far malanni. Di solito lasciamo le barche aperte senza serrature perché altrimenti loro si convincono che all'interno ci sia qualcosa di prezioso. In realtà è proprio per evitare danni alla barca. Ecco. Andrea non è l'unico ad aver subito. Il mio collega gli hanno rubato proprio i documenti e rifarli è una bella rottura di scatole perché è anche dispendioso farli nuovi, non è che costi poco e in più poi non puoi neanche navigare, credo, o devi star fermo qualche giorno perché comunque è un danno grosso. Siete preoccupati? Eh sì, molto, perché abbiamo i borseggiatori, abbiamo sti qua che vengono a trafugare, magari sono anche le stesse persone, non si sa. Pensiamo a tutto e poi speriamo non succeda più, speriamo. Dopo sta denuncia speriamo bene. La richiesta è sempre la stessa. Più controlli e che diano più autorità, soprattutto anche i controlli, perché dopo sta gente viene presa, portata in centrale e non gli fanno niente. La colpa non è neanche di questi poveri poliziotti che loro fanno sicuramente il loro dovere, però dopo fondamentalmente non gli fanno niente.